Euroregione.news. Visita a Trieste del console generale d'Austria Lukas Strohmeier. Il Friuli Venezia Giulia e Trieste sono state la terza meta delle visite istituzionali della delegazione austriaca guidata dal console generale a Milano Wolfgang Lukas Strohmeier. Subentrato il 1 dicembre 2023 a Clemens Mantl, il nuovo console, accompagnato dal console commerciale e direttore di Advantage Austria in Italia Christoph Planck, dal direttore dell'ufficio di Padova di Advantage Matteo Zen e dal console onorario per il Friuli Venezia Giulia Sabrina Strolego, ha avuto una serie di incontri nel capoluogo regionale utili a ricevere aggiornamenti sullo stato delle relazioni tra il Friuli Venezia Giulia e l'Austria. Trieste e l'Austria hanno un passato comune, una lunga storia che hanno condiviso, tuttavia l'incontro di oggi non è focalizzato al passato quanto all'oggi e soprattutto al domani, a creare nuove relazioni e rafforzare le già preesistenti. Ci sono prospettive di crescita e di aumento di questa cooperazione? Also die Beziehungen zwischen Friuli Dunque, la regione Friuli Venezia Giulia e l'Austria, in particolare la regione della Carinzia, hanno un rapporto molto stretto già da molto tempo e soprattutto la connessione riguarda l'aspetto industriale, quindi le industrie sono molto connesse. I rapporti nel passato erano particolarmente forti e fruttuosi e per rispondere alle nuove sfide dell'oggi bisogna puntare soprattutto sugli ambiti di energia e innovazione e siamo qui per appunto creare nuovi contatti proprio in questi campi. Gemeinsam auszutesten und neue Wege, neue Kontakte zu knüpfen, diese Zukunftsfragen gemeinsam zu bewältigen. La storicità e la vivacità di un rapporto di buon vicinato che trova espressione nei numeri dell'import-export e in legami e collaborazioni consolidate sono state sottolineate dal governatore regionale Massimiliano Fedriga insieme al direttore servizio relazioni internazionali della regione Sandra Sodini, dal presidente della Camera di Commercio di Trieste Antonio Paoletti insieme al segretario generale Pierluigi Medeot e al responsabile di comunicazione Andrea Bulgarelli e dirigenti Aries, dal commissario dell'autorità portuale Vittorio Tobianelli, dalla presidente di Area Science Caterina Petrillo e dal sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. La delegazione austriaca ha particolarmente apprezzato il meeting svoltosi in Camera di Commercio sul progetto transnazionale Hydrogen Valley, illustrato nei dettagli dal coordinatore del team di Area Science per la Nord Adriatic Hydrogen Valley, Alberto Soraci, insieme a Massimiliano Rudella di Area Science e Stephen Taylor, responsabile internazionale del progetto. Sia il governatore Fedriga che il presidente della Camera di Commercio Paoletti, oltre a descrivere i progetti regionali e cittadini di rilevante portata che possono consolidare ulteriormente i rapporti con l'Austria, si sono soffermati sul problema giudicato reciproco dovuto alla frana che di fatto ha interrotto il collegamento stradale tra Italia e Austria attraverso il valico di Montecroce Carnico. Il sindaco di Trieste, accogliendo la delegazione, non ha mancato di sottolineare ancora una volta il profondo legame tra la città e l'Austria che affonda le radici nella storia e nella funzione emporiale della località, considerata dagli austriaci il loro sbocco sul Mediterraneo e per questo fatta fiorire sotto la guida di Maria Teresa d'Austria. Anche oggi Trieste rimane un punto fermo, la piccola Vienna per gli austriaci che in questa città, ha precisato il sindaco, continuano ad investire, basti pensare alle acquisizioni della ex fiera, del Silos e di numerose residenze e partecipazioni in città. Trieste ha molto da offrire per gli austriaci, però non solamente la capitale Trieste, che la vedo molto dinamica e veramente molto viva, però tutta la regione di Friuli Venezia Giulia gioca un ruolo molto importante e notevole per l'Austria. Come sapete, Italia è il secondo mercato più importante per l'Austria, però la regione Friuli Venezia Giulia gioca un ruolo, come ho accennato prima, molto importante soprattutto per le nostre due regioni del sud in Austria, Carinzia e la Stiria. Quindi parliamo di rapporti economici molto stretti, sempre un po' in favore alla regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda l'export. Dopo questo primo giorno qui a Trieste abbiamo già individuato qualche opportunità e possibilità per le aziende austriache, come tutto il settore logistico, che è molto importante per voi, anche per noi, tutto che ha da fare con il porto,
di Trieste, che per noi austriaci è tra le 5 più importanti porti per l'Austria, dopo Rotterdam, Amsterdam e Koper per esempio, e però ci sono anche altri settori che sono molto importanti per noi, come il legno, i prodotti chimici, le macchine per l'industria. Sì, macchine per l'industria, sì. L'incontro tra la delegazione e Alessio Lilli, presidente della SIOT, una delle 3 società che gestisce l'oleodotto transalpino, è servito a descrivere il peso strategico per l'Europa centrale di questa infrastruttura che proprio a Trieste fa transitare dai suoi enormi 30 serbatoi di stoccaggio riempiti da 400 petrolieri all'anno ben 40 milioni di tonnellate di petrolio verso Austria, Germania e Repubblica Ceca, evitando più di 8.000 camion al giorno in Europa per trasportarlo. La pipeline dell'oleodotto transalpino, la più importante infrastruttura europea di questo tipo, gestita dalla TAL, di cui la SIOT fa parte, è una strada lunga 753 km che ancora per molti anni verrà utilizzata per il trasporto del petrolio, ma che in prospettiva potrebbe servire anche per l'idrogeno. Quindi il fatto che il consolato onorario non è un caso che venga ospitato addirittura nel bellissimo palazzo della Camera di Commercio è importante, ecco, non è un caso. Assolutamente sì, ma devo dire che la base d'appoggio è Trieste, ma noi rappresentiamo tutto il Friuli Venezia Giulia e che abbiamo delle realtà molto importanti, perché abbiamo Friuli Innovazione, abbiamo l'Università di Udine che sta facendo tantissimi progetti con l'Austria. Abbiamo tutta la zona precarnica che praticamente stanno facendo dei progetti Interreg e quindi devo dire che c'è molta attività sotto questo aspetto. Sul piano regionale, non solo sul piano, certamente sicuramente il fatto di essere insediati all'interno della Camera di Commercio, questo ci aiuta a prendere contatti, sinergie e a spingere questi progetti. Cioè ci sono investitori che arrivano qui, spendono, comprano. Allora, c'è una parte immobiliare che diciamo che è esplosa negli ultimi anni a favore appunto di acquisti austriaci, ma questo proprio per il valore anche delle case, perché comprare una casa a Vienna o comprarla a Trieste abbiamo 2 prezzi totalmente diversi, quindi per loro sono anche investimenti tutto sommato, no? E questa non è solo una realtà austriaca ma anche tedesca, anche inglese, che addirittura comprano dal giornale, non vengono neanche a vedere qui perché siamo appetibili sia come prezzo che come posizione. Secondo, sicuramente siamo una città in forte sviluppo, con un porto e con un progetto di questo porto vivo, questa zona nuova, che sicuramente stimola tutti gli imprenditori che vogliono allargare la loro attività fondamentalmente, quindi sempre di più secondo me avremo questi investitori esteri che arriveranno da noi. A chiudere il giro istituzionale del console generale d'Austria le visite al commissario di governo e prefetto di Trieste Pietro Signorello e al questore della città Pietro Austuni, che ha descritto la forte incidenza del fenomeno migratorio sulla città per il fatto che è terminale della rotta balcanica. Lo scorso anno sono transitati da Trieste, chiedendo in maggioranza asilo politico, 16.000 migranti, di cui il 10% si ferma in città.